lavoro che non c'è in un'Italia in crisi e profondamente segnata da disoccupazione, salari bassi e povertà. San Giuliano e Musumeci martedì ad Agrigento per la firma di un protocollo che vuole la valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Affonda un barchino, 3 dispersi e 46 salvati dalla Guardia Costiera. Porto Empedocle si mobilita per una campagna di raccolta e rimozione dei rifiuti in mare. Al via il ripascimento della spiaggia che mette in salvo un tratto di costa tra i più belli della provincia, soddisfatto il sindaco Borsellino. Congresso dell'Unione Cecchia, oggi alla presenza del presidente nazionale. Importante appuntamento domani nella gara di play-off tra Pro Favara e Misilmeri per la conquista della Serie D. A tutti un saluto dalla redazione di TVA Notizie. 1 maggio in apertura, la festa del lavoro che non c'è, una frase detta e ridetta, ma purtroppo di grande attualità e che segna concretamente la storia di un paese in asfissia. Apriamo così il nostro TG, vediamo. 1 maggio, festa del lavoro che non c'è e dei salari tra i più bassi d'Europa, con inflazione galoppante e cittadini in forte difficoltà e con il sistema povertà diffusa che avanza prepotentemente. Colpa dei governi che vivono nelle stanze auree e ben distanti dalla realtà degli italiani e che solo a parole parlano di quell'inflazione che ha fagocitato intere mensilità di stipendi, di precari, di disoccupati che per sbarcare il lunario si inventano e accettano lavoro in nero, spesso senza nessuna garanzia neanche per la propria salute e la vita. È questa la festa del lavoro di tanti, anzi di troppi, di 4 milioni di lavoratori che per esempio hanno un reddito inferiore a 12.000 euro lordi l'anno. Il resto sono in forte affanno e i giovani, per usare un termine preso in prestito dall'allora ministro Fornero, i giovani non devono essere choosy, cioè schizzinosi. Sostiene che quando escono da scuola devono trovare un'occupazione, ma non devono aspettare il lavoro ideale. E i nostri giovani studiano, brillano, acquisiscono titoli universitari ed emigrano, dove quel lavoro, troppo spesso non adeguato alle loro aspirazioni, consente loro di sopravvivere. Diciamo sopravvivere non a caso, perché gli stipendi degli italiani, lo abbiamo detto in premessa, sono tra i più bassi d'Europa e si volatilizzano immediatamente tra affitti, bollette e tasse. E appunto questa è la festa del lavoro di un'Italia in avaria assoluta. Restiamo in argomento perché rimaniamo con i sindacati che riprendono tanto di quanto da noi detto nel servizio di apertura. Sono CGIL, CISL e UIL che sottolineano che la ricorrenza del 1 maggio, dedicato tra l'altro ai 75 anni della Costituzione italiana, non può non ricordare che l'articolo 1 recita che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Oggi dicono sembra sia fondata sulla precarietà e sullo sfruttamento. Per questo non ci sarà alcun festeggiamento, ma sarà un 1 maggio di lotta in preparazione delle 3 grandi manifestazioni che si svolgeranno il giorno 6 maggio a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a Napoli, dove, dicono i sindacati, ci saranno presenti anche i lavoratori siciliani con una nutrita delegazione del sindacato Confederali. E per queste ragioni CGIL, CISL e UIL di Agrigento saranno in piazza a Raffadali con un corteo previsto alle ore 16 e un comizio sindacale intorno alle ore 18. Ma su questi temi sentiamo Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento. Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL ad Agrigento. Quanto importante è ancora per la nostra città, per la nostra provincia, per la nostra regione la festa del 1 maggio?
Oggi è ancora più importante di prima, perché mentre negli ultimi anni abbiamo denunciato la mancanza di lavoro, oggi, e non è un caso, che abbiamo scelto come slogan l'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica fondata sul lavoro. Perché oltre a mancare il lavoro, quello che c'è, quel poco che c'è è un lavoro precario. La gente la sera va a dormire senza sapere se all'indomani ha ancora un posto di lavoro. È un lavoro sfruttato, un lavoro mal pagato, un lavoro povero quindi. Noi abbiamo tanti lavoratori che pur lavorando spesso anche 10-12 ore al giorno, a fine mese non hanno una busta paga decente per affrontare la quotidianità. Ecco, questo 1° maggio del 2023 per noi è particolarmente importante perché denunciamo queste cose e chiediamo al governo nazionale che le risorse che ci sono, perché ci sono le risorse, non possono essere destinati agli evasori, agli elusori, a chi ha i denari. Ecco, la flat tax in questo momento è una provocazione, perché chi ha redditi milionari non può pagare la stessa tassa del lavoratore e dell'operaio. I pensionati? I pensionati sono un altro problema che fanno finta di non tenerne conto, perché le pensioni oggi ancora sono attorno alle 500 euro, in ogni caso il grosso delle pensioni non superano i 1000 euro. E a proposito di pensioni, lo slogan con cui questo governo è andato a vincere le elezioni lo hanno già archiviato. Hanno fatto quasi 10 anni di campagna denigratoria contro la Fornero, oggi non ne parlano, mettono pannicelli caldi, quota 101, oggi 103, ma nessuno di questo governo dice che la riforma Fornero va archiviata e va data la possibilità, soprattutto a quei lavori usuranti, di andare in pensione prima di crepare. Sul reddito di cittadinanza. Era l'unica vera rete di protezione sociale nel nostro paese. In tutta Europa chi non lavora ha un aiuto dallo Stato. Per fare cassa vogliono risparmiare 3 miliardi da mettere sempre nella flat tax per i redditi alti, invece loro affameranno famiglie intere, perché con questa assurdità che si sono inventati rispetto a chi è in età lavorativa, noi chiediamo: create le condizioni per dare un lavoro e togliamolo a chi ruba, a chi non ha diritto, ma non si può affamare tutta quella parte della nostra popolazione che non riesce a trovare lavoro. Dove si svolgerà la festa quest'anno? Noi, come ogni anno, riprendiamo alla grande con CGIL, CISL e UIL a Raffadali. A Raffadali c'è una lunga storia che ci vede protagonisti, quindi faremo il corteo il 1° maggio alle ore 16 sempre nelle vie principali, per chiudere con il comizio finale alle ore 18. E cambiamo argomento, perché il 2 maggio si profila come una giornata importante per la città di Agrigento. Villa Aurea, infatti, accoglierà il ministro della cultura San Giuliano, quello del mare e la protezione civile Musumeci, per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Nell'occasione sarà ad Agrigento anche l'assessore regionale per i beni culturali Scarpinato. Le importanti cariche dello Stato e della Regione saranno accolte dal direttore del parco Roberto Sciarratta, che verrà al suo fianco il sindaco di Agrigento Micichè e l'assessore comunale Ciulla. E un barchino di 7 metri è affondato la notte scorsa in area SAR italiana. Ricordiamo che l'area SAR è Search and Rescue, è ricerca e salvataggio. Sono 46 migranti, compresi 7 minorenni e 13 donne, salvate dai militari della motovedetta CP319 della Guardia Costiera. Vi sarebbero però anche 3 dispersi, tra cui la mamma di un neonato.
neonato. Sono in corso al momento le ricerche in mare aperto. I naufraghi sono originari di Guinea, Costa d'Avorio, Camerun, Gambia, sono stati sbarcati poco prima di mezzanotte e mezza al Molo Favarolo di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti da Sfax in Tunisia alle 21 di venerdì scorso e di aver pagato 2000 dinari per la traversata. E una pagina di cronaca, anzi due, ha proprio il sapore dell'avvertimento e dell'intimidazione quanto accaduto ad una donna 36enne di Campobello di Licata che ha denunciato ai carabinieri di avere rinvenuto attaccata alla recinzione della sua proprietà attraverso un filo metallico una testa di equino, un teschio esattamente di equino. Il macabro ritrovamento è stato poi comunque sequestrato dai carabinieri che hanno avviato le indagini per capire esattamente cosa possa esserci dietro, ma di fatto al momento sulle indagini c'è il più stretto riserbo. E ancora parliamo di cronaca spicciola, fastidiosa, perché c'è stato stanotte un raid vandalico al Viale della Vittoria, dove per l'ennesima volta nelle ore notturne è stato preso di mira uno dei vasi di ceramica che sono stati posizionati su iniziativa dei privati per abbellire il lato sud di quella che era l'antica passeggiata agrigentina. Non è la prima volta che questo accade ed è un fatto che mortifica tutti quanti perché palesa scarsa educazione, scarso senso civico, ma anche profonda irresponsabilità perché i cocci caduti avrebbero potuto colpire qualche auto di passaggio provocando danni. E adesso apriamo una pagina dedicata un po' alle realtà della provincia. Partiamo da Favara, dove sono state rilevate delle criticità strutturali al comune a seguito di un'ispezione dei carabinieri e del personale dell'ASP e queste criticità sono state rilevate all'interno degli uffici comunali distaccati che si trovano in via Beneficenza Mendola. Giuseppe Moscato ci racconta tutto. Quello che vedete alle mie spalle è l'ingresso dello stabile degli uffici comunali che sono stati oggetto nei giorni scorsi di visita ispettiva da parte dei carabinieri unitamente al personale dell'ASP. Siamo in via Beneficenza Mendola a Favara e questa struttura attualmente ospita diversi uffici comunali. Diversi decenni fa era anche stata adibita a caserma dei carabinieri, poi è stata sospesa qualsiasi attività, è ripresa con la scuola, infine di nuovo la chiusura e poi il ritorno con gli uffici comunali nella scorsa amministrazione della sindaca Alba nella politica di dismettere gli affitti per riuscire a guadagnare qualcosa e rimpinguare il bilancio. Un palazzo, uno stabile che da sempre ha dato oggetto a parlare perché le carenze non tanto strutturali ma sicuramente funzionali sono tante. Gli stessi impiegati ma anche i cittadini che fruiscono dei servizi si sono spesso lamentati della poca praticabilità di questi uffici, la mancanza di riscaldamenti e qualsiasi altro servizio che possa rendere degno uno stabile di essere un ufficio pubblico. Qualche mese fa anche la competente commissione comunale ha fatto un'ispezione redigendo un verbale nel quale venivano evidenziate quelle che sono le tante carenze. Carenze, dicevamo, riportate anche dai quotidiani, dai giornali, evidenziate dagli stessi impiegati.
emblematica qualche anno fa la foto e il video di diversi topi che ballavano sopra i faldoni, o comunque di altre cose che non rendono proprio tale questo stabile a ufficio comunale. I carabinieri e i tecnici dell'ASP hanno evidenziato diverse carenze, hanno redatto il verbale comunicandolo naturalmente all'amministrazione comunale per prendere i dovuti provvedimenti. Le immagini che vedete naturalmente sono esterne, ma già danno sicuramente un grande segnale di quello che lo stabile, che è molto datato come anno di costruzione, dà. La politica di dismettere gli affitti, dicevamo, ha portato qui diversi uffici comunali che adesso rischiano di essere trasferiti se il comune, nella immediatezza e in relazione a quello che è stato il risultato del verbale degli organi preposti all'ispezione, non vi porranno direttamente soluzione. Ricevuto il verbale da parte dei carabinieri e dei tecnici dell'ASP, il sindaco di Favara Antonio Palumbo in un post ha evidenziato che in realtà ci sono delle carenze in questo edificio, un edificio naturalmente che la sua amministrazione ha ereditato così, ma in questi quasi 2 anni di amministrazione ancora non ha provveduto per quanto riguarda la giusta sistemazione. Ed è emblematico, e ve lo vogliamo anche evidenziare, quello che c'è sul portone, ovvero la scritta. Quel "voglio i soldi", scritta almeno 3-4 anni fa da non si sa chi, è ancora lì. Cioè non c'è stata la possibilità con 2 colpi di pennello di eliminare questa scritta, il che forse vuol dire che in realtà ci sono molti problemi affinché questo stabile possa essere ristrutturato e possa diventare veramente un ufficio pubblico con tutti i crismi che la normativa richiede. E da Favara a Naro, dove il sindaco Maria Grazia Brandara ha completato la sua giunta comunale riconfermando Maria Teresa Geraci vice sindaco, Valentina Gueli Alletti e Rosa Maria Giunta, a cui si aggiungono il professore Angelo Scanio e l'architetto Giovanni Aronica. E nei prossimi giorni, ha comunicato Maria Grazia Brandara, provvederò ad attribuire le deleghe. A Porto Empedocle è stata aperta una campagna per la raccolta e rimozione dei rifiuti in mare e l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. Vediamo. Presentato stamani a Porto Empedocle presso la Torre Carlo V la campagna di raccolta e rimozione dei rifiuti in mare, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. L'iniziativa, curata da Federa Agripesca di Confecooperative in collaborazione con il Servizio IV del Dipartimento Pesca Mediterranea nella misura POFEAMP della Regione Siciliana, e il FLAG, Isole e l'Azzurro tra Salinunte, Sciacca e Vigata. È fondamentale perché riprende un tema molto caldo e molto presente, che è quello delle condizioni dei nostri mari sotto l'aspetto ambientale. Ormai di tutti i giorni lo vediamo in quasi tutte le trasmissioni delle televisioni di mezzo mondo. Il mare non sta bene perché si parla di mari di plastica, ma come se fosse accaduta adesso, ma è una cosa che ci riportiamo ormai da parecchio tempo. Quindi questo impegno che la nostra federazione, la nostra associazione Confecooperative mette in atto attraverso i fondi strutturali è proprio quello di sensibilizzare il ceto peschereccio, che magari sarà una piccola parte, perché se pensiamo ai grandi mari pensiamo al traffico marittimo e a quello che succede nel mare, ma la pesca è un granello di sabbia in un mare, però la sensibilizzazione parte da là. Quindi sensibilizzare inoltre verso una gestione consapevole dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento dei rifiuti. Adesso abbiamo il decreto Salvamare che finalmente è stato approvato al Senato, ancora abbiamo qualche problema, ma ci dà una mano d'aiuto sulla collocazione dei rifiuti, che attraverso le amministrazioni comunali, attraverso la possibilità di
fare delle isole ecologiche si può cercare in qualche modo di dare una mano d'aiuto ai pescatori che di fatto invece di rigettare in mare il rifiuto lo portano a terra e lo possono smaltire per le vie urbane. Come presidente di Federagripesca l'iniziativa oggi è a Porto Empedocle ma viene ramificata in diverse parti della Sicilia. Sì, abbiamo scelto il canale di Sicilia, questa parte del canale di Sicilia dove c'è un centro peschereccio importante. Stamattina siamo qua a Porto Empedocle, oggi saremo a Sciacca e domenica mi pare saremo a Menfi, ma non finisce qua perché anche nella nuova programmazione ci sono misure che sono a tutela dell'ambiente, quindi ripeto non ci stiamo prendendo il titolo di quelli che vogliono pulire il Mediterraneo, ma una gestione consapevole passa attraverso l'informazione, quindi è quella che stiamo cercando di dare un po' in giro. Sta soffrendo il nostro mare, stanno soffrendo tutti i mari e gli oceani del mondo, è necessario intervenire a terra per far sì che ciò che già è arrivato a mare diminuisca o comunque sia via via annullato. Quello che c'è in mare ha tempi di decomposizione lunghissimi e ancora continuano lì a porto, soprattutto con gli attrezzi da pesca che vengono abbandonati o comunque persi in mare e devono essere recuperati perché continuano la loro nefasta azione sull'ambiente marino, ostacolano la pesca ma soprattutto comportano dei danni e delle variazioni ambientali sotto l'aspetto di quella che è l'espressione della biodiversità di ogni singolo ambiente marino e quindi necessariamente dobbiamo cercare di diminuire questo nefasto, questo effetto negativo sull'ambiente. Come si svolgerà la campagna? La campagna essenzialmente prevede la collaborazione con l'organo marittimo, con l'autorità marittima e in questo caso con i COGEPA, cioè con i consorzi di gestione della pesca artigianale, si chiameranno ancora così per un certo periodo, comunque queste aggregazioni di pescatori perché in realtà il FEAMP con la misura 140 vuole far sì che si sensibilizzi in generale l'opinione pubblica, in particolare i protagonisti della pesca e quindi chiamiamoli genericamente pescatori armatori, i quali devono oggi la normativa li agevola e far sì che il recupero di ciò che è il rifiuto marino, il marine litter, sia in qualche modo portato a terra e trattato. Nel caso specifico per le reti fantasma invece l'ausilio è quello del subacqueo e delle attrezzature in grado di recuperare questi grandi attrezzi da pesca abbandonati e anche i piccoli, portarli a terra per poi essere smaltiti nel modo più adeguato. Quanto è importante sensibilizzare i pescatori sulla pulizia del mare, oggi Porto Empedocle è protagonista di questo convegno. Sì, oggi si tiene qua a Porto Empedocle, in questa location che è la Torre Carlo V, un convegno particolarmente importante che riguarda la sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente marino in particolare. Vorrei sottolineare che è partecipato dai pescatori, ma riguarda l'intera generazione, soprattutto i ragazzi, per fare in modo che si capiscano le regole del rispetto del mare e dell'ambiente in generale. Oggi affrontiamo il problema dell'inquinamento marino, visto che molto spesso non ci rendiamo conto che i gesti quotidiani di ogni giorno, il buttare una lattina di Coca-Cola o una bottiglia di vetro in mare non è semplicemente un gesto così semplice, ma ha ripercussioni che si protraggono negli anni e che poi alla fine determinano un inquinamento e il depoporamento delle risorse marine. Questo è un evento particolarmente importante perché dà la possibilità a noi da una parte, agli operatori economici della pesca, di capire come funziona il meccanismo e di dare anche una mano loro indirettamente nel momento in cui sono nelle fasi di pesca, di portare a terra quello che recuperano tra le reti, perché molto spesso nelle reti da pesca, oltre al pescato, vi sono anche molta spazzatura, bottiglie di plastica, copertoni o altro materiale che è, come dire, gli elementi che finiscono in mare o volontariamente o accidentalmente, ma che stanno determinando un ambiente e condizionando l'ambiente marino in modo particolare. Quindi in questo momento abbiamo questo grande compito di sensibilizzare partendo dal porto, dagli operatori economici, ma è chiaro che questo messaggio lo dobbiamo veicolare anche nelle scuole, nei ragazzi che sono le generazioni future. Un'iniziativa sicuramente di grande interesse, questa della pulizia
Polizia del Mare che state portando avanti? Sì, noi assieme a Confecooperative abbiamo ritenuto che questa iniziativa fosse sicuramente far crescere il territorio, infatti noi come Flaghi abbiamo l'obiettivo di valorizzare il territorio e quindi assieme alle Confecooperative abbiamo supportato questa iniziativa che sarà prevista in 3 territori, specificamente Porto Empedocle, Sciacca e Menfi, con il coinvolgimento di tutta la marineria delle 3 zone. Molto importante ed è importante ricordare il ruolo che la pesca assolve non solo nel nostro paese ma nell'Italia tutta. Il discorso è quello di fare in modo che il nostro mare resista ai rischi dell'inquinamento, all'ammaloramento che si produce spesso a suo danno, e i pescatori che di mare vivono sono sicuramente un punto di riferimento importante, perché conoscono il mare, sanno come intervenire e possono, in materia di rifiuti lo stiamo verificando, possono sicuramente dare un apporto decisivo per la vita del mare, per la sua salute. E l'estate si avvicina a grandi passi, le spiagge vogliono essere fruite al meglio e Cattolica Eraclea ha la spiaggia di Minoa, che è una delle più belle dell'intero tratto, nella quale sono iniziati i lavori di ripascimento che consentiranno proprio di recuperare un bellissimo e vasto tratto di costa. Di questo è molto soddisfatto il sindaco Borsellino. Il servizio. È arrivata la nave con il primo carico di sabbia prelevata dal porticciolo di Siculiana Marina, che permetterà il ripascimento della spiaggia di Eraclea Minoa. Siamo felici, ha scritto su Facebook il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino, di informarvi che questo pomeriggio sono ufficialmente iniziati i lavori di ripascimento del litorale di Eraclea Minoa. Il duro lavoro, la sinergia tra le amministrazioni e le associazioni, dice, hanno portato a questo grande risultato. E poi continua: rimarremo vigili nel proseguimento dell'intervento. Il ripascimento inizia dopo l'ultimazione dei lavori per la realizzazione di 3 pennelli costituiti da massi ciclopici. Il tratto di litorale che verrà recuperato procede da Capobianco verso est per una lunghezza di circa 2 km e comprende anche il boschetto che si trova a pochi metri dalla spiaggia. E si è svolto oggi il congresso provinciale dell'Unione Italiana Cechi. È stato un momento importante per fare bilanci, mettere sul piano criticità e proposte e avviare nuovi programmi. Il tutto alla presenza del segretario nazionale Arturo Cantella ha seguito i lavori. Congresso provinciale dell'Associazione Cechi ad Agrigento per discutere su tematiche importanti anche alla presenza dei vertici nazionali. Oggi siamo qui riuniti come ogni anno di questi tempi per l'approvazione dei documenti contabili della relazione morale dell'attività svolta dalla nostra sezione sul territorio provinciale nel 2022. Oggi abbiamo l'opportunità, l'onore e il piacere di avere con noi il Presidente e la Vicepresidente nazionale, il Presidente regionale e molti Presidenti delle altre sezioni, a testimonianza dell'unità sul territorio della nostra associazione, che è poi il volano fondamentale con cui riusciamo a ottenere le nostre conquiste e a mantenerle. Il Presidente nazionale oggi ha onorato la nostra città con la sua presenza per discutere di tematiche purtroppo antiche. Ecco, qual è il grado di soluzione delle vostre problematiche, Presidente? Beh, intanto l'onore è mio di essere in una città come Agrigento, che basta la storia a raccontare che cos'è stato e che cos'è questa città, e anche in questa sezione dell'Unione Italiana Cechi Ipovedenti, che grazie al suo Presidente e ai suoi dirigenti svolge tantissime attività e tanti servizi a favore delle nostre persone, dei nostri soci, ma non solo, perché c'è anche un ambulatorio oculistico dove si svolgono visite per prevenire la cecità. Noi siamo i testimonial di che cosa non deve accadere agli altri.
la cecità va prevenuta prima ancora che arrivi. E per quanto riguarda le altre tematiche, barriere architettoniche, la possibilità non solo di accedere senza difficoltà in posti dove occorre per esempio la carrozzina eccetera, ma anche quelle barriere culturali, leggere i libri, per noi ciechi andare a scuola, studiare è importantissimo. Poi abbiamo tutti gli altri temi che possiamo riassumere in una parola sola: i diritti di una persona con disabilità visiva, che devono essere i diritti e i doveri di tutti i cittadini. Presidente, un'ultima domanda, e avete anche dato un riconoscimento a un vostro socio che dimostra, a differenza di tanti giovani, una vitalità intellettuale notevole. Ma il professore Zaccone, tanti lo conoscono, ha insegnato per più di 30 anni nelle scuole pubbliche ed è la dimostrazione vivente di come un non vedente, se ha la possibilità di istruirsi, se ha la possibilità di potersi emancipare, può dare agli altri, può essere una valida risorsa per tutti i cittadini, per gli alunni, per gli altri non vedenti, ma anche per chi vede, ed è un esempio per tanti giovani, come dicevi tu poco fa, per questo stimolo di vitalità che ha, che insegna a tanti la gioia di vivere. Il prossimo appuntamento, Presidente? Il prossimo appuntamento della nostra associazione, quello ufficiale, la prossima assemblea l'anno prossimo, ma ora nel prossimo futuro organizzeremo tante attività ludico-ricreative per l'estate, con cui staremo insieme e con cui permetteremo... Insomma, si riprende l'attività dopo il Covid, certo, questo sarà la consegna dei cani guida. Ecco, a giugno avremo la consegna dei cani guida qua nella nostra Valle dei Templi, che è un evento importantissimo, fondamentale per l'autonomia dei non vedenti. Per la prima volta consegneremo i cani guida ai non vedenti qui nella nostra Valle dei Templi. Presidente, a lei la conclusione di questa intervista. Noi lavoriamo tutti i giorni, il nostro dovere è di essere presenti ad Agrigento, a Palermo, a Trento, a Torino, proprio per portare la voce della dirigenza nazionale a queste nostre assemblee, ma soprattutto per raccogliere da queste nostre assemblee territoriali la voce che ci permetta di capire quali sono le esigenze principali e quali sono i temi su cui poi in Parlamento, il Governo, nelle istituzioni nazionali e locali dobbiamo andare a battere i pugni e a far sentire la nostra parola. Un riconoscimento importante anche per la sua intelligenza, per quello che lei fa nonostante l'età. Lei ha dato un monito verso i ragazzi, verso i giovani. Noi dobbiamo essere di stimolo ai giovani, non serve lamentarsi, bisogna costruire. Io ho costruito nell'Unione Italiana Ciechi, cominciando con un tavolo e 4 sedie, e ho costruito tanti giovani, per cui mi congratulo per quel ragazzo che si è laureato in scienze spaziali e Donzella che è sulla strada di un approfondimento culturale, che mi seguirà come tifologo. Ci fermiamo solo qualche minuto per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. Il 5 maggio 2023, dalle ore 18 alle ore 22, l'Istituto Luigi Pirandello di Bivona, diretto dalla dirigente scolastica Giuseppina Gugliotta, parteciperà per la prima volta alla 9ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento su base nazionale sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Associazione Italiana di Cultura Classica, con il partenariato di Rai Cultura e Rai Scuola. Quest'anno l'evento si svolgerà per la prima volta all'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Pirandello di Bivona e registra la partecipazione e il coinvolgimento dell'intero istituto. Parliamo di pace, di invio di armi in Ucraina. È stata avviata a Palermo proprio su questo tema una raccolta di firme che è stata accolta dalla centralissima piazza Politeama. Vediamo.
Secondo lei questa petizione servirà insomma, all'invio di non armi insomma, in Ucraina? Potrebbe servire, perché no, uno ci tenta. Cosa pensa di questa situazione? L'Italia che posizione c'ha in questo momento? Comodo. Nel senso che non gliene sta... Nel senso che non gliene frega niente, ma avrà degli interessi sicuramente. Questo è quello che penso. Perché sennò non si sarebbe mossa l'Italia. Vedi quante guerre in giro. Quindi io penso che uno Stato va dove c'è un interesse. Non so che interessi ci siano, ma sicuramente c'è un interesse, se no non l'avrebbero fatto. Noi siamo per la pace ovviamente, ma soprattutto per non inviare delle armi a un paese che in questo momento comunque sta alimentando il conflitto anche con la Russia. Certamente, anche perché comunque penso che siano dei soldi che si potrebbero usare in Italia, visto che l'Italia ne ha bisogno, diversamente, secondo me. Anche perché penso che l'Ucraina fa parte della Russia, cioè fa parte dei paesi sovietici, quindi non vedo il problema dell'Europa qual è. Sì, innanzitutto non è una petizione, ma una raccolta firme per indire un referendum per abrogativo per le disposizioni di legge che normano l'invio di armi verso i paesi belligeranti. Chiaramente la questione si inserisce nell'attuale conflitto tra Ucraina e Russia. L'Italia, sappiamo, non è un paese belligerante, vorremmo che si impegnasse per la risoluzione diplomatica della controversia. Per questo stiamo cercando di far venire la gente a firmare per indire un referendum abrogativo. Secondo te servirà questa raccolta firme? Servirà sì, non solo qualora si raggiunga l'obiettivo che è quello delle 500.000 firme valide, ma soprattutto anche per porre all'attenzione politica il quesito, perché di fatto la questione è volutamente ignorata dal governo, dai media, per cui diciamo sapere che c'è una fetta di gente che si reca alle banchette a firmare già diventa un motivo di discussione politica. Senti, l'Italia che posizione c'ha secondo te in questo momento? È come se non avesse parola? Diciamo che in Italia c'è una divergenza tra quello che è rappresentato in Parlamento, con opposizione e maggioranza che votano compatti per l'invio di armi, e una buona fetta dell'opinione pubblica, come dimostrano i sondaggi pari al 60-70%, che invece è contraria all'invio di armi. Senti, questa raccolta firme servirà secondo te al mancato invio di armi nei paesi belligeranti? Mancato, cioè, per noi intanto è un modo per esprimere il nostro dissenso, cioè non a nome nostro, perché l'articolo della Costituzione dove usa un termine chiarissimo che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione di una diatriba, e a parte il fatto che tra gli enti promotori ci sono anche coloro che vorrebbero anche l'uscita della NATO, ma al di là di questo, delle posizioni personali politiche che possiamo esprimere o meno e le differenze politiche che ci possono essere, la Costituzione parla in maniera piuttosto netta e chiara. Senti, l'Italia che posizione c'ha in questo momento secondo te? È come se si trovasse in mezzo... A prescindere dal colore politico di chi va al governo, le posizioni una volta che sono andate lì sono sempre le stesse. Sono filo-atlantiste, filo-liberiste, ma comunque non voglio entrare nel merito più politico, ma semplicemente su quello della Costituzione in cui dovremmo riconoscerci tutti e dovrebbero soprattutto riconoscersi chi giura sullo Stato e sulla Costituzione. Dall'altro paese. Perché? Perché per me è sbagliato. Perché il signor Zelensky aveva torto Marcio, è solo una marionetta, né più e nemmeno. Secondo lei questa raccolta firme servirà poi all'obiettivo? Sì, io spero di sì, poi è un punto interrogativo. Lei cosa ne pensa di questo conflitto appunto che c'è al momento tra Ucraina e Russia? C'è un gioco dei signori del popolo di guerrafondai americani, statunitensi, tanto per essere precise. Purtroppo i signori americani ci vivono con questi giochetti. L'Italia che posizione ha? È proprio in mezzo, non è come se non avesse voce. Purtroppo è un paese satellite americano e quindi se non c'hai i politici con gli attributi giusti non potrà fare mai niente. L'unico che avevo l'abbiamo liquidato, Bettino Craxi. Come mai? Sono contrario a ogni forma di violenza in generale e comunque penso che l'Italia, poiché è fondata sia sul lavoro ma anche sull'articolo 11 di non essere un paese belligerante in ogni forma e in ogni contesto, sono favorevole al non invio di armi. Senti, secondo te servirà questa raccolta firme?
senza dubbio è un passo avanti, ovviamente bisogna vedere soprattutto nei campi ancora più grandi e gesti ancora più facoltativi e sempre più forti per portare avanti un discorso per la pace. Per chiudere, cosa ne pensi di questo conflitto che c'è al momento? Senza dubbio siamo davanti a un conflitto dove abbiamo un invasore, la Russia, e un attaccato, l'Ucraina, che doveva essere aiutato molto tempo prima dall'Unione Europea e non farsi mettere come al solito i piedi in testa dagli Stati Uniti per far gestire un conflitto che dovevamo gestire noi ben prima che scoppiasse. Un segnale sì, politico al Paese, perché l'Italia comunque ripudia la guerra come da Costituzione, quindi noi raccogliamo firme per bloccare l'invio di armi a paesi belligeranti. Senti, questa raccolta firme avrà un obiettivo, secondo lei lo raggiungerà l'obiettivo? Per noi sì, ci crediamo e ci impegniamo a raccogliere intanto le firme e a fare una massa critica, diciamo. Quindi 500.000 persone firmeranno il referendum e si crea un movimento pacifista contro l'invio di armi. E adesso lo sport, iniziamo con il calcio, domani una giornata importante per il Pro Favara, squadra che avrà un appuntamento agonistico di grande impegno, perché comunque permette alla squadra di guardare alla possibile Serie D. Giuseppe Moscato. È terminato il campionato d'eccellenza Girone A nella sezione regolare, ma non è terminato per la Pro Favara, che ha conquistato degnamente l'accesso ai play-off. Una stagione fantastica per i ragazzi di mister Catalano e per la società gialloblu, che ha creduto in questo risultato. Domani la prima partita dei play-off contro il Don Carlo Misilmeri, per cercare di proseguire questo cammino che potrebbe portare anche alla promozione in Serie D. Grazie alla migliore posizione in classifica, la Pro Favara domani ospiterà in casa il Misilmeri e ha la possibilità del doppio risultato, ovvero pareggio e vittoria, ma un vantaggio che non viene considerato tale dal mister e dalla società, perché vogliono che i propri ragazzi si impegnino fino in fondo per cercare di andare avanti. Ma sentiamoli. Ma intanto devo dire che ci siamo meritati questi playoff, perché credo che abbiamo disputato un ottimo campionato. Domani sappiamo che abbiamo una partita difficile contro una squadra forte, una squadra attrezzata all'inizio per vincere il campionato. Sicuramente verrà qua cercare in tutti i modi per superare questo turno, ma sicuramente troverà un Favara pronto, un Favara con tantissima voglia, perché vogliamo continuare ad andare avanti. Continuare ad andare avanti vuol dire lottare per il primato e quindi per la Serie D. I ragazzi sono pronti, sono motivati? Ma i ragazzi sono stati sempre pronti, sono motivati, ci tengono tantissimo. Poi sognare non costa nulla, no? È un qualcosa in più. Noi ci siamo regalati questi playoff e vogliamo continuare a regalarci qualcosa in più. Non so dove possiamo arrivare sinceramente, ma ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile. Il doppio risultato sicuramente non ci deve dare grande soddisfazione, perché lo sgambetto può essere dietro l'angolo. Assolutamente, la stessa cosa dicevamo con la partita con l'Enna. Noi dobbiamo fare una partita importante, una partita attenta, tosta, dobbiamo andare in campo per vincere. Poi è vero che negli arco dei 120 minuti abbiamo dei risultati, ma poi alla fine ci pensiamo, prima dobbiamo cercare di vincere la partita a tutti i costi. Allenamento del sabato, rifinitura, che squadra ci sarà domani in campo? Squadra il solito Favara, squadra motivata, squadra vogliosa, squadra che sicuramente andrà in campo a fare la partita come abbiamo sempre fatto, e cercheremo di portare a casa questa vittoria. Abbiamo fatto quello che si doveva fare, perché volevamo arrivare a migliorare la classifica dell'anno scorso, e facciamo i playoff contro una squadra fortissima che era predestinata anche a vincere il campionato. È una squadra che si è messa ora in forma, perché sono rientrati tutti i giocatori che hanno avuto infortunati, quindi sarà una partita bellissima, fatta di calcio vero, perché ci sono due squadre che secondo me possono ambire anche a categorie più importanti rispetto a quello che è stato il campionato di quest'anno. Speriamo bene, io penso che il Favara farà la sua partita e speriamo di dare una soddisfazione ai tifosi per andare avanti. Come i ragazzi
approcciano questo importante incontro che veramente può rendere esaltante tutto il campionato. I ragazzi stanno tutti bene, il mister ha tutti a disposizione e tutto dipende da loro. Io ho sempre detto a questi miei ragazzini che il destino se lo scelgono loro, perché sono padroni del proprio destino. E il basket, la Fortitudo Agrigento giocherà stasera in trasferta contro il Nardò a Lecce, match valido per la quinta giornata del girone bianco della fase ad orologio. Il coach Cagnardi dice che sarà una gara difficile che verrà però affrontata dalla squadra con forza e determinazione. Ebbene, con questo si conclude il nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti quanti una buona domenica e un buon 1° maggio. Arrivederci.